Eccoci con Ilaria Fantinel, innanzitutto campionessa italiana, che ricordo ti porti di Gubbio? È un bellissimo ricordo e soprattutto perché è stata una gara un po' inaspettata, non mi aspettavo di poterla condurre così. Poi lo scenario, quindi anche il percorso era bellissimo, quindi è stato molto bello. Poi anche il gruppo dell'atletica, da Anna Atletica Feltre, è stato molto affiatato e avendo vinto la staffetta il giorno prima eravamo carichi. Poi sei arrivata qui alla festa del Cross Veneto, hai confermato la tua splendida forma, com'è andata oggi? Era abbastanza duro come percorso, oltre che per la pioggia, anche per il fango. Non è un terreno molto adatto per me, però ho cercato comunque di dare il massimo delle mie possibilità. Stagione che è iniziata splendidamente, adesso per la pista cosa possiamo aspettarci da te? Spero di ottenere dei buoni risultati anche in pista e spero di continuare a divertirmi e gareggiare. Dove ti troveremo in pista? Ma ancora non lo so, intanto preparo la pista e poi vedremo quali gare scegliere. In bocca al lupo! Crepi, grazie.